Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 96, perché è un nuovo titolo che è uscito prima. Nell'episodio precedente siamo finalmente arrivati nella zona sud, la zona dove dovremmo inculare Hoyt. E con inculare intendo proprio entrare col membro nel loro direttano. Dirigiamoci direttamente verso il nostro obiettivo, ma quindi prima di andarci dobbiamo prendere la macchina e poi andare all'obiettivo, vedere dov'è questo obiettivo. Vediamo, apriamo la nostra minimappa. Ah beh, possiamo fare il viaggio rapido, sì, perché io mi ero liberato un avamposto in vostra assenza, roba da niente. Siamo dei pro player, non abbiamo paura di niente, quindi insomma abbiamo liberato il mondo. Bene, allora, il nostro obiettivo è qua, abbiamo pure una missione secondaria, ma per adesso sti cazzi, proseguiamo direttamente con la storia. Penso che dobbiamo andare a parlare con il nostro Sam. Stare tra questi criminali è troppo. È talmente facile fotterli. Anzi, scassiniamo. Tutti pensano che sono cattivissimo perché vengo dalla Germania. Mi hanno promosso per il mio accento. Siediti. Allora, qual è la missione? Dobbiamo uccidere Hoyt. Bravo. Scheisse. Aspetta. Tu sei Jason Brody, ah? Tu hai fatto fuori Buzz. Sì. Dovevi dirlo subito. Devi nasconderti. Hoyt ti farà in 1000 stücke. Che cazzo Non sarà sei? facile. Sei vittima del tuo stesso successo, sai? I nativi attaccano Hoyt. Ha tirato su le difese. Dobbiamo sabotare la sua organizzazione o ucciderlo sarà inutile. Però Hoyt non sa ancora che faccia hai. Sa solo di questi. Che pensi? Nine. Oppure io. Il mimetizzo. Parla potabile. Perfect. Devi arruolarti nei mercenari. Alt, non discutere, sarà una missione a due e tu mi servi dall'interno. Andiamo con ordine. Devi essere credibile. Come? Rubiamo un uniforme. Le nuove reclute vengono trasferite ed esaminate giù al porto. Trova una recluta. Accertati che nessuno trovi il suo corpo e fottiti la sua roba. Dopodiché contattami su questa frequenza. Abbiamo il piano, quindi dobbiamo arruolarci nei mercenari di Hoyt per proprio colpirlo dall'interno. Mi piace. Pronto? Jason, sei arrivato sull'isola di Hoyt? Sì. Sei quasi giunto alla fine della via. Citra è convinta che diventerai il guerriero più forte della tribù. Perché lo sarò, Tutti i cazzo. Tatau saranno tuoi. Se sopravvivi. Stanne certo. Lo sapevo, Jason. Per giungere al centro devi lasciarti alle spalle tutto il tuo passato. Solo Citra e la via rimarranno. So quel che faccio. Auguri. Bene. Allora ragazzoli, prima di andare verso la missione vorrei raggiungere quell'antenna lì, così in modo da sbloccarci un po' la zona circostante. Quindi in teoria, se ho capito bene, se prendo questa strada poi attraverso lì il ponte a sinistra dovrei arrivare. Mamma mia che bello, ragazzi. Cioè, Dio mio, questo gioco ha quasi 11 anni, raga. 11 anni, no, forse già ce li ha 11 anni. Cioè raga, 11 anni di gioco e ancora ti lascia tipo così. È troppo bello. Cioè porca madonna. La mappa di gioco, raga, è fantastica. Cioè, ma guardate, raga. Cioè, non so se rende magari in video, però cioè, guardate che bello. Un'isola tropicale bellissima, purtroppo popolata da pirati poco socievoli e che ha tanto da offrire. Bella proprio. Comunque, non facciamoci prendere dalla mappa, dalla bellezza della mappa. Scaliamo la montagna, l'antenna. Di solito questo è il momento esatto in cui io crasho. Io le chiamo radio, raga, antenna, radio, quella, so. Ok, siamo arrivati, forziere della vita, e ci conquistiamo questa radio, anche questa antenna, vabbè, quello. Insomma, per curiosità voglio anche vedere cosa mi sblocca, perché in teoria adesso noi non abbiamo più niente da sbloccare. Poi qua non c'è più l'animazione, così ho tolto la musica, raga, qualche episodio fa, perché è veramente troppo alta, troppo esageratamente alta. Ok, torre radio attivata.
Vediamo cosa ci sblocca, aspettiamo un attimo. 500 di esperienza intanto guadagnati, 10 su 18 torri conquistate. MS16, non so se ce l'avevo già, comunque l'abbiamo fatta. Ma qua c'è una reliquia sotto di noi, mi dice, così a caso. Bene, ma dove cazzo siamo, giusto per... Beh, la nostra missione è di lì. Tra l'altro noi ora in teoria dovremmo poterci buttare da ste robe, però qui non c'è bisogno. Ah sì che c'era bisogno, è più lontano di quanto pensassi. Vabbè dai, ormai. In teoria la tutelare mentre salto premo qua, ma devo avere un'altezza. Ma comunque la zona è questa, siamo già arrivati. Nessuno deve vedermi finché non cambio i vestiti. Ok, nessuno deve vedermi. Quindi una missione da fare furtiva. Ma penso sia lui quello che devo uccidere. Sembra da solo. Niente uccisioni, non voglio allarmi. Ah, niente uccisioni, proprio così a caso. Devo prendere questo qui alle spalle. Vabbè dai, non sembra difficile. Ok, facciamo piano. Poi è pieno di droghe. Ah, non posso ucciderlo. Vabbè, allora lo attiro da un'altra parte. Guarda come si alza subito. Ok. Troppo pericoloso saltare nel cenote. Ok, sono dentro. Pensi che dica palle, ma è la verità. Ah, prendi i soldi, va. Ah, sono pieno. Qua è pieno di gente. Niente uccisioni, non voglio allarmi. Ho capito che non vuoi allarme, però dobbiamo pur passare in qualche modo. Attenzione però, bello, bello, bello. Ehi, Che culo. Ok, questo non mi ha visto, non so come. Signorina, prendo le sigarette mezze schiacciate. In teoria sto facendo bene, eh? Sto passando... Girati da quel lato che noi passiamo. Guardali con quanta sportività, raga. Mamma mia. Così, bello easy easy. Ok, ed è qui che devo andare. Ok, uccido lui. Infiltrati nella grotta. Io questo qui non posso ucciderlo. Ma sai cosa posso fare? Posso attirare questo lì e appena lui se ne va mi butto in mare. Tuffandoti hai allertato i mercenari. Ah, quindi ok, devo proseguire normalmente. Ah, perché ci sono quelli. cosa è stato? Merda, ma mi ha sgamato. Bravo, sei un coglione. Ti apro pure il forziere, guarda. Ma quindi devo proprio ignorarle. Devo infiltrarmi e basta, senza fare uccisioni. Brutto però. Questo l'avremmo potuto fare tutto a furtivo uccidendoli. Di come ce la siamo giocata. Ho due guardie qui. Appena sono saltato. Allora, trovo un modo per arrivare al molo. Ma non so proprio come fare. Questi due non posso evitarli in nessun modo io. Ma questi vanno verso di qui. La prendo in culo. Ma è pieno di gente. Non so veramente come aggirarli questi qui. E invece si scoprono passaggi su passaggi. Ora il problema è che è proprio pieno. Oddio raga, come cazzo sono passato? Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, ok, ok. Raggiungiamo... Cos'è, una nave? Sì. Cosa cazzo ci fa una nave? Penso una nave da trasporto. Ok, quindi devo proprio salire a bordo della nave. Vediamo da qui. Chi continua a rumore? Buongiorno. Che culo! Questo posso abbatterlo. Ok, mi sono travestito. Le mani Là. coprono i tatuaggi. Vabbè, ti serviva una maglietta a maniche lunghe comunque. Non è che c'era bisogno di tutta sta missione, ma vabbè. Mi chiama Sam. Sam, sono pronto. Vedo che si chiama Foster. Allora, come devo comportarmi? Come un Foster. Ricorda, boccalone. Devi credere alla tua balla per poterla vendere. Così. Ma non abbiamo le mie armi. No. Però questo sembra un M4, raga. Non c'era mica l'M... No, ma mi sa che... No, che non possiamo ancora sparare. Ma in teoria le mie armi ce le ho. Torno a casa. Quindi in teoria non mi... Bene, non mi dicono niente. esaminare i nuovi uomini. Tutti in linea per l'ispezione. Pronti all'ispezione? A posto. Come va? Prossimo, avanti, muoversi. Bene.
Almeno c'è il Andiamo, passa oltre. Guarda qua, Sei raga. pulito? Almeno Ok, mi prossimo. lavo ogni tanto, ma... Ok, Foster. Psst. La vuoi un po' di grana? Sì, perché credi sia qui? Un boss di nome Bass è appena stato ucciso. Il suo impero è aperto al pubblico. I suoi ragazzi fanno soldi a palate. E perché noi no? E Hoyt? Hoyt ha problemi più grandi. Ora come ora è un cazzo di buffet. Ma non durerà per sempre, tanto vale mangiare. Puoi dirlo forte. Ok, vatti a sentire il discorso. Ehi, se ne fai parola con qualcuno, sei carne morta. Ah, guardalo lì, ma va a cagare. Ok, diamo sto discorso. Che cazzo hai in mano tu? Un'arma invisibile? Qualcosa di mai visto? Che cazzo di arma è? Che calibro è? Oh, Ci te la vorrebbe sei una messa birra. nel culo? Ma tu pensa alla birra, vai tranquillo. Ci siamo. Che cazzo è in gabbia? Ah, miei nuovi piccoli sottoposti. È Non vi Hoyt. dirò balle. Siamo qui per la grana. Ma è per la felicità della mia gente che mi alzo ogni mattina. Mio padre, buonanima, era un minatore. Si svegliava all'alba tutti i giorni, fumava una sigaretta e se ne andava sottoterra. Per quel meraviglioso uomo. L'azienda era Dio. Io porto lo stesso rispetto a questo mio umile business. E mi aspetto che tutti facciate lo stesso. Ora, ci sono soltanto 3 regole che dovete seguire. Dimmi tutto, qual è la prima? Primo, Almeno c'è il proteggete il mio prodotto. Scopatele, ma con dolcezza. Secondo, uccidete a vista i nativi. Terzo, tutti i profitti vanno a me. Sono un capo comprensivo. Ma se infrangete una sola regola, No, buon uomo. so cosa mi serve. vi butto dentro il forno come polli arrosto belli croccanti. Hai capito. Ma ora basta. I selvaggi vogliono mandare il mio lavoro a puttane. Il mio orgoglio. Mostrategli che non scherziamo. Ah, dimenticavo. Ho un'offertona per voi. Un'isola privata per la testa di Jason Brody. Guarda lì, fa pure le offerte. Oh, Coco, madonna, perché sei così Coco? Perché? Allora, intanto fatti i cazzi tuoi, tu lo dici a tua sorella, va bene? Almeno c'è il sole. Sì, ma guarda, spacca le pietre, proprio incredibile. C'è il sole, si può tagliare. Proseguiamo quindi, qua abbiamo delle munizioni. Qua che cazzo abbiamo? Occhiali fuori moda, ma noi li prendiamo comunque, non siamo dei tipi che seguono la moda. Posso lottare tranquillamente qui mentre voi non mi fate niente, ne approfitto. Devo salire sulla barca. Gli sudano le chiappe. Perdonami, quanto è bello. Guarda che bella base che ha Hoyt. Comunque abbiamo capito che Hoyt, raga, minchia, è tosto. Non me lo ricordavo così Hoyt. Molto, molto tosto. Non chiedetevi perché sbando così. Doppio gioco. Sam, sono sceso dalla barca. Ora puoi muoverti tra i mercenari, ma non devi farti vedere mentre fai cose sospette, mentre uccidi, strangoli, bombardi, folgori. Bleffa, Jason, bleffa. Uno degli uomini di Hoyt Sembra giusto. mi ha proposto di fregargli dei soldi. Pensavo, se uccido i traditori, mi guadagno la fiducia di Hoyt. Ah, sì, lo schema Dresden. Ottima scelta. Sarebbe stato più rapido uccidere Jason Brody, ma meglio di noia. Ho controllato i traditori dall'interno. Hanno 3 capitani, uno dei quali potrebbe avere un elenco con tutti i membri. Uccidili, prendi l'elenco e fai in modo che Hoyt venga a sapere che sei un bravo soldatino. Dove li trovo? Un vecchio tempio.
spazio. Ti passo le coordinate. Triplo gioco, attenzione, abbiamo una nuova missione, penso dobbiamo uccidere degli ufficiali, dei traditori di Hoyt per guadagnarci la sua fiducia. Signori, io prima di salutarci per questo episodio, eventualmente... Ah, guarda, posso spostarmi rapidamente in un casino di posti. Vabbè, dato che possiamo spostarci rapidamente, dai, ci andiamo a fare invece l'altra missione sempre della storia. Beh, prendiamo la macchina, ma non dovrebbe essere tanto lontano. Allora, facciamo questa missione allora a sto punto, dato che siamo qui. Vediamo cos'è. Ora pensiamo all'elenco. Allora. Occupiamoci di quei capitani. Bene, la pezzo di avamposto. Qua sarà pieno di gente. Ecco, già lì ce n'è uno. Allora, dato che siamo in una posizione di altezza, io partirei dall'alto e scendere verso il basso. Quindi vediamo se riusciamo in qualche modo a salire. Prendiamo più altezza possibile e iniziamo ad inculare da qui. Pieno di corazzati. Ok, fatta fuori uno. Questo qui nascondiamo il corpo qui, se non ci sgamano. Ma qua c'è pure una miniera, guarda qua. Chissà se c'è altra gente qua dentro. Sì. Uno. Quello mi sa che è un ufficiale. Fermi tutti, prima di andare avanti dovrei avere io un punto abilità che non mi ricordo quale, doppia morte dal basso. No, non è questa. Abbattimento pistolero. Qual era quella che tiravi il coltello? Non c'è. Vediamo se qua, ma qui non la vedo nemmeno. Abbattimento senza tracce. Trova più soldi. Niente, non la vedo. Abbiamo 3 punti abilità comunque. Allora a sto punto sblocchiamoci abbattimento pistolero. Doppia morte dal basso. Respiriamo più a lungo. Perfetto. Il primo ufficiale l'abbiamo fatto fuori. No! Sì, so un coglione. Mi è scappata la granata. Affanculo. Vabbè dai, ho sbagliato. Guarda qui, abbattiamo quello pesante, raga, che finalmente abbiamo. Sì, dai. Perfetto. Ok, stiamo facendo più o meno fuori tutti, raga. Purtroppo mi hanno sgamato di nuovo, ma non possiamo fare diversamente. Guarda qua, un pirata di Vasse. Quindi comunque Hoyt e Vasse non è che vadano proprio... Mamma mia, che colpo, raga. Preso. Guarda come si incastra. Ma va, fanculo. Ok. Ok, un capitano l'abbiamo fatto fuori. No, in realtà 2. In realtà 2 capitani abbiamo fatto fuori. 3. Ce n'è un altro che mi sta sgamando. Vediamo che l'altro abbia qualcosa. Ok. Mamma mia, raga. Ok, abbiamo fatto gran parte dei nemici, ma ancora ce ne sono parecchi. Uno è lì, forse solo lui. Aspetta, questo potrei farlo fuori col cecchino. No, vabbè, solo lui. Eccolo, quello è il capitano. Fatto fuori il capitano. Direi GG. Oddio. Costo fob così sminchiato non ci capisco bene, però fatti. Faccio un drago di comodo. Ok, fatti fuori tutti. Oh, abbiamo una nota. Ma cos'è? Una nota? Una nota di che cosa? Ok, lasciamo la zona, raga, così vediamo di cosa si tratta questa nota. Tra l'altro dovrei ancora io andare a caccia di squali. Mi servono 2 pelli di squalo per poter fare la roba la quarta arma. Ok, missione compiuta, chiamiamo Sam. Sono stato al tempio, ho seccato i 3 tipi, ma non hai l'elenco. Che mestizia, ya? Sì, ma ho trovato una nota. Dice che si trovano tra un paio di giorni. Sembra importante. Allora l'elenco sarà al ritrovo. Sono di nuovo felice. Nel frattempo, dovrai sistemare una cosuccia per Hoyt. Vuoi venire con me?
Certo. Wunderbar. Ci troviamo alle piantagioni. Devo risolvere un problema. Presumo di dover bruciare altre piantagioni di droga. Signori, io per questo episodio vi saluto qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate a cazzo e niente. Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 96. Ciao belli miei.